Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Shogun 2 Total War. Oggi continueremo la nostra campagna. Come potete vedere siamo riusciti a distruggere l'esercito che rompeva le scatole al nostro Pinocchio. Ha fatto vedere che il ragazzone è coraggioso e non lo può sconfiggere nessuno, almeno per il momento. Vediamo un po' intanto quello che succede. Abbiamo numerosi soldini da investire. Diamo un'occhiata all'interno della nostra città Sud Shinano, che a quanto pare sembra la città più prosperosa dell'impero. Abbiamo il nostro dojo samurai che possiamo completare, ragazzi. Possiamo reclutare in questa città anche i samurai con katana, i samurai con yari, i samurai con arco, chiamiamoli così. Però io direi di implementare la fortezza, ragazzi, perché riesce ad aumentare la capacità di arruolamento anche dei servitori in difesa e più 6 alla repressione in questa provincia, così eviteremo problemi con i ribelli, perché ovviamente io vi ricordo che dentro questa città ci sono ben 2500 uomini circa, quindi ecco perché la popolazione è così felice, perché se nel caso facciamo uscire tutta la popolazione vedete che si ribella, quindi è meglio tenere la popolazione sotto controllo. Rientra dentro, caro amico mio. Bene, vediamo un po' che cosa fare. Allora, il nostro esercito è fuoriuscito da un bel combattimento. Io direi di andare a dare un'occhiatina dentro la città di Suruga. Vediamo che cosa c'è. Allora, c'è un bel combattimento. Qua invece di avere un generale giapponese abbiamo un uomo proveniente dalla marina americana. No, scherzo ragazzi. È sempre un generale appartenente al clan dei Matsumoto. Possiamo risolvere automaticamente la battaglia perché mi sembra che il nemico non abbia scampo. Con soli 300 uomini non può fare a pezzi il nostro Pinocchio, che adesso ci ha preso la mano a vincere le battaglie. Bene, complimenti Pinocchio, hai conquistato. Ehi, guarda là, c'è una statuetta, la statuetta del samurai, guardate che forza. Ecco, possiamo conquistare la nostra città, cioè già l'abbiamo conquistata, possiamo occuparla pacificamente, ma adesso ragazzi io direi 12.000 soldini li possiamo tenere dentro le nostre casse. Quindi ragazzi, ecco il saccheggio, possiamo saccheggiare la nostra cittadina per incassare questi nuovi soldini e investirli ovviamente nelle nostre nuove industrie. Bene, ecco un saccheggio ragazzi, lasciamo perdere per adesso le occupazioni pacifiche, dobbiamo implementare, quindi aumentare la nostra capacità di economica, la nostra capacità economica, e costruiamo una bella agricoltura di mercato, quindi per implementare i guadagni provenienti dall'agricoltura. Vediamo come sta andando a Musashi. A Musashi possiamo costruire altre infrastrutture, ovviamente possiamo migliorare l'agricoltura di mercato, è molto importante, ovviamente 6 turni per costruire queste importanti aziende. Vediamo un po' che la campagna si sta evolvendo bene. Intanto diamo un'occhiata all'interno della nostra diplomazia, che cosa sta succedendo. Allora, vediamo un po' i clan che abbiamo ostili per adesso. Abbiamo i Matsumoto che hanno ancora 3 province, ma vediamo se riusciamo a sopprimerli definitivamente. Per quanto riguarda la provincia di Sado, che è la nostra isoletta, vediamo, diamo un'occhiatina cosa sta succedendo, se possiamo conquistarla o no. Allora, cosa sta succedendo qui? Ah, a quanto pare i Sendai si stanno dando da fare con i nostri Sato. Il nostro obiettivo dei Sato, ragazzi, è stato preso di mira dai nostri Sendai e ovviamente noi non vogliamo rubare questo obiettivo ai Sendai, non vogliamo entrare in contrasto con loro. Meglio non svegliare il gigante che dorme. Quindi questa provincia è stata assediata dai Sendai, lasciamola perdere. Allora, per le conquiste future vorrei vediamo un po', i Takayama mi stanno molto sulle scatole, soprattutto questo nome non mi piace, questo clan messo in questa posizione non mi piace, anche perché si sta espandendo, anche se abbiamo un accordo commerciale per rompere il ghiaccio, possiamo attaccarlo, soprattutto quando concluderemo con i Matsumoto. Allora, troviamo anche Nagoya, che è un impero davvero molto amichevole con noi, quindi vedremo, possiamo stringere anche un'alleanza e attaccare i Takayama, però i Takayama ragazzi li voglio attaccare. Vediamo un po' che cosa succederà nel mese successivo. Scontento in crescita ragazzi, vediamo che cosa è successo. Aumento del livello di sviluppo, molto bene. È successo qualcosa all'interno di Echigo, c'è qualcosa che non va, la popolazione è scontrosa. Vediamo un po' se possiamo fare cambiare idea alla popolazione. Costruiamo e reclutiamo intanto qualche unità per far calmare le acque, ovviamente per evitare qualche attacco ribelle. Sentiamo dalle tasse la nostra popolazione e costruiamo anche una bella fortezza in modo da reprimere la nostra popolazione. Adesso come va ragazzini? Senza tasse siete contenti? Ci credo. Ma non è sempre così, non è bella la vita, bella sarebbe in questa maniera. È nato intanto un figlio ragazzi, auguri al nostro Yasutomo, come caspita ti chiami, auguri da tutta la campagna, da tutte le unità, amico mio, sei contento?
abbiamo un altro figlio, ragazzi. Intanto prendiamo la nostra Margot, vediamo cosa c'è nella provincia di Totomi, sbirciamo, c'è una piccola unità, un ufficiale della marina. Il nostro shinobi, ovvero il nostro ninja, ha scoperto che dentro Mikawa non c'è un'anima viva. E vediamo se possiamo esplorare il territorio dei Nagoya. Tanto il nostro ninja non creerà alcun problema. Andiamo, vediamo un po'. I Takayama, ecco. I Takayama mi interessano, ragazzi. Passiamo attraverso queste montagne. Possiamo richiedere... Ah, ci sono anche questi altri ragazzoni, i Kuchujujayam, questo nome azteco. Possiamo anche attaccarli benissimo, ovviamente, quando finiremo con i nostri amici. Reso conto costruzione, la sala di Rishi Mahjong. Guardate che è un casino questo, ragazzi. Vediamo dov'è la casa di Rishi Mahjong. La casa di Rishi Mahjong, eccola qui. Praticamente è il luogo dove si ritrovano le geishe, che ci consegnano ben 1000 unità, scusate, ben 1000 soldini ogni mese. Bene, possiamo avanzare la nostra campagna, vediamo se riusciamo a scoprire altre informazioni sui nemici circostanti. Guardate un po', ragazzi, che cosa è successo. Rivolta dei samurai. C'è uno scontento all'interno del nostro paese, soprattutto in queste province molto piccole, ed ecco perché noi costruiremo queste fortezze in modo da aumentare la repressione. Allora, reclutiamo delle unità per far passare questa anima di rivolta. Intanto sono apparsi dei rivoltosi all'interno di questo territorio. Guardate un po', ci sono i ribelli Mito. Allora, utilizziamo la nostra flotta per darsi da fare i risultati del bombardamento, un bel bombardamento navale, ragazzi. Abbiamo fatto ben 32 vittime all'interno di questo piccolo esercito. Dispone di molti lancieri. Ovviamente questo esercito in questa posizione ci spiazza un po', perché la nostra città non disponeva di alcuna unità disponibile. Vediamo un po' come fare per contrastare questi nemici. Stiamo reclutando delle truppe. Ovviamente questi ribelli rompono davvero molto. Adesso che ce l'abbiamo fatta a reclutare degli uomini all'interno della città principale, possiamo anche ristabilire la tassazione. Vediamo un po' in questa città come sta andando. Abbiamo ben 5 cittadini felici. Wow, prendiamo ben allora 5 unità, vediamo come sta andando, bene a 0, e trasferiamole verso questa città per difenderci. Allora, ragazzi, probabilmente se il nemico conquisterà la nostra città non sarà un male, perché probabilmente vedrete un assedio navale, cioè le nostre navi che aiuteranno la città, le unità a riconquistare la città. Però vedremo come andrà. Può essere che questo nemico è così stupido da gettarsi nel lago e morire, non lo so, vedremo. Intanto possiamo vedere le nostre unità che stanno scendendo giù per conquistare la provincia di Totomi. Eccole qui, aiutate dalla nostra geisha, che farà divertire l'esercito in questo periodo di attesa, in modo da incitarli, aumentare il morale. E con il nostro caro Lupin giriamo un po' verso queste lande desolate dei Takayama, e abbiamo visto che c'è la provincia di Ida, la città principale, che non dispone di alcun uomo. Invece la provincia di Echu, un bello starnuto, non dispone di una piccola unità nelle vicinanze e anche un bel palo del telegrafo. Vedremo cosa troveremo. Bene, ragazzi, ci ritroviamo con un'altra nota del Rangaku. Ottime notizie, mio signore. La nostra tolleranza nei confronti degli studi occidentali ci ha portato a fare un importante passo nella medicina. +2 felicità in tutte le province e 10% alla velocità di reintegro di tutte le unità. Intanto in questi turni, ragazzi, ci sono state delle battaglie davvero molto veloci, velocissime, che hanno comportato dei cambiamenti. Allora, un cambiamento fondamentale è stato quello che i nostri ribelli Mito hanno attaccato la nostra cittadina ed sono stati respinti. Inoltre vediamo un po' dalle uniche unità della guarnigione. Per quanto riguarda il nostro piccolo esercitino che si ritrovava nelle vicinanze di Totomi, è stato sconfitto, cioè le sue unità rimanenti non possono fare altro che darsela a gambe, perché si ritrovano in un territorio ostile, quindi dobbiamo andare via. Soprattutto la geisha possiamo utilizzarla per distrarre questo esercito. Vediamo se la nostra amica ci farà un grandissimo favore. Esercito nemico distratto, e anche sale di grado, perfetto. Questo esercito allora sarà in grado di scappare via, perché ci ritroviamo qua nelle vicinanze. Siamo stati attaccati da questa unità, non ce l'abbiamo fatta a resistere, però siamo riusciti a scappare e anche a far a pezzi qualche unità. Allora, ragazzi, vediamo un po' cosa succede qui. I nostri ribelli sono stati fatti fuori in un batter d'occhio. Possiamo anche bombardarli, ma le nostre navi sono state così scarse, non hanno avuto un minimo di precisione da freddare le uniche decine di uomini che ritrovavamo qui, e non sono riuscito a riprendere l'assedio navale, soprattutto perché non c'è stato, perché la nave si ritrovava al di fuori della portata della città nel momento in cui ci hanno attaccato, e adesso vedremo se possiamo portarla nelle vicinanze. Allora,
Vediamo un po' che cosa sta succedendo. Questa unità possiamo farla avvicinare in modo da conquistare, anzi da buttare giù questo nuovo esercito. E ovviamente probabilmente ci sarà, ragazzi, la battaglia navale, perché queste unità attaccheranno l'esercito nel momento in cui la nave sarà nelle vicinanze. Allora, che cosa possiamo costruire, ragazzi, per modernizzare? Allora, abbiamo un nuovo sito di costruzione e possiamo costruire qualcosa di nuovo. Allora, la locanda recluterà la Gescia, l'industria artigianale Soldini, poligono per i cannoni. Wow, il poligono per i cannoni verrà utilizzato per lo sviluppo dei cannoni. Invece la scuola dei cadetti, l'arruolamento ragazzi della cavalleria con sciabola. E questo, ragazzi, mi piace. Possiamo creare la scuola dei cadetti accompagnata dall'agricoltura di mercato per sostenere sempre le nostre finanze. Allora, vediamo un po' che cosa sta succedendo qui. Perfetto, allora nelle prossime stagioni, ovvero nei prossimi mesi, cercheremo di addentrarci all'interno di questa nuova provincia e vedere un po' che cosa fare. Soprattutto vediamo se riusciamo a completare questa serie. Bene, ragazzi, come avete potuto vedere siamo riusciti a completare la ricerca relazioni cordiali, quindi abbiamo scoperto adesso il porto commerciale. Intanto ci stiamo avventurando sempre in ricerche più impegnative e ovviamente in conquiste sempre più impegnative. Intanto i nostri ribelli sono stati fatti fuori dalla nostra guarnigione, non abbiamo avuto il piacere di distruggerli con le nostre navi. Ovviamente continueremo le nostre conquiste nei gameplay successivi, specialmente dei nostri Matsumoto. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.